Ben ritrovati e buon weekend ormai alle porte a tutti. Io non so mai quando andiamo in onda, ma dovrebbe essere venerdì sera, quindi buon weekend e ben ritrovati a tre amici del basket, soprattutto tre NBA men. Quindi oggi diciamo che il tema sarà NBA più che mai, e avanti tutta con l'NBA vista dal vivo, quindi oggi vi ruberò un sacco di aneddoti e di sensazioni, soprattutto basandoci sul fatto che tu, caro Tony, ben ritrovato, bentornato da Simeoli, capo Sport Messaggero, sei appena sbarcato dopo un'esperienza stupenda, no? Adesso ce la racconti. Goran Bjedov, assistant coach nazionale serba, ex Pana, ex Bayern Monaco, e soprattutto ex Udine, anche tu hai visto dal vivo la crema delle creme. Max, il tuo Natale, prima di fare Max Montanini, ben arrivato, collaboratore del Messaggero Veneto, nonché detto stampa anche di Apu. Tu prima di mettere su famiglia allargata hai passato le tue vacanze natalizie around for the States, no? Giusto Tony? Giusto professor Bjedov? E quindi anche tu hai visto un sacco di partite. Tony, intanto, come si torna alla base? Dopo che si tocca il paradiso con la mano. Il segreto è andare a lavorare subito, devo dire che il turno infrasettimanale di campionato mi ha dato una grande mano, perché parlo della 2 italiana, perché si torna subito sulla terra. L'altro anno avevo avuto un'esperienza simile, perché è il terzo anno di fila che vado in questo periodo con due meravigliosi colleghi di Pordenone, Antonio Bacci e Piero Talandini, che magari prenotiamo per la prossima puntata, appena possono. Una puntata speciale solo con loro. Talla anche no, però dai. Ma non bisogna. Insomma, l'altro anno tornai, mi trovai catapultato nella neve di Iesi dopo una settimana con la Coppa, e mi ricordo che feci un tweet dal Madison, che ero stato a vedere la partita Washington-New York prima di tornare indietro, al Pala Marche, non so come si chiama. Sì, però è sempre pallacanestro, per cui sicuro. Ci si diverte, uno spunto lo si trova sempre. Questo sicuro. Tu che ricordi hai, Goran? Tu la scorsa estate sei stato, la scorsa... Sono stato 3 stati fa. 3 stati fa? 3 stati fa ho seguito tutto il playoff dei Golden State, primo titolo che hanno vinto. Facevo un po' parte della squadra, della franchigia, ho viaggiato con loro, ho seguito un'esperienza clamorosa. Scusa, ma chi ti ha raccomandato per arrivare a fare una roba del genere? Quello che scrivemmo anche sul giornale. È vero, esatto. È vero, mi era sfuggita sta cosa. Sì, c'era Valerio che mi chiamava poi com'era, cosa dici. Quindi tu l'hai vissuta dall'interno proprio? Io l'ho vissuta dall'interno, sì. Ero praticamente Golden State dalla palestra, chiamavano così, di allenamenti, sopra il garage di un albergo. Sì, ma non raccontare tutto, volevo raccontarla io come aneddoto, dai. E io ero in quell'albergo, quindi ho vissuto praticamente quasi dentro, andavo con l'assessore al palazzetto. Come hai fatto a entrare in questa magnifica loro avevano famiglia? Sì, loro avevano Ogin Kuzmic, giocatore serbo che faceva G-League, che io lo scherzo sempre che è uno dei giocatori più recenti in Europa, perché è uno che ha vinto G-League, NBA, Euroleague, io non li conosco tanti. Magari ha giocato pochissimo perché anche il scorso anno si è fortunato, però lui ha vinto tutto. È come Alessandro Orlando, il nostro amico Alessandro Orlando, che sei studenti. Sì, e quindi lui mi ha chiamato suo agente in accordo con la franchigia di fare qualche allenamento di più con lui, perché lui era il 15° giocatore, praticamente non giocava, e là non è come qua che se tu non giochi oggi tot minuti, domani c'è l'allenamento e così va. Sei una piccola azienda, fai quello che... Professional players e professional player, soprattutto perché là è ognuno per conto suo, cioè sì, giocano insieme, ma ognuno fa una piccola azienda e quindi... Ognuno investe sulla propria professionalità. Esatto, e altri non gli frega niente se tu fai domani 10 ore o 0 ore in palestra, tranne quello che vuole di solito fare un allenamento alle 11 di mattina, 11 l'una, e lì parte con una colazione dentro, massaggi, sala pesi, poi un po' di allenamento vero, ma veramente poco, anche perché la periodo di playoff dove si giocava viaggiava ogni 2 giorni, quindi allenamento vero e proprio non c'erano credo 2 allenamenti prima del finale, perché hanno vinto con Houston 4-1 se non vado errato, e quindi avevano là c'era Cleveland che giocava 4-3 con chi si ricorda più, e ho visto 2 allenamenti veri, tutto il resto è un po' aggiustiamo quello, walk through, cerchiamo, non lo so, prima di... E tu partecipavi a tutto ciò? Sì, io ero là. Che paracolo! Max, il tuo ricordo invece di queste tue zingarate americane? Il primo innanzitutto, ovvero la visita allo United Center a Chicago, ma perché avevo il sogno di vedere la statua equestre di Michael Jordan.
perché negli anni 90, avevo 10-11 anni, si puntava la sveglia durante la notte per alzarsi a vedere Telemonte Carlo, e quando arrivi all'United Center e vedi questa cosa qua dici sono arrivato, no? Poi è chiaro che come sa anche Tony, anche io ho fatto 3 anni di fila, una stagione tira l'altra, quindi poi ti tira la gola, e andando durante l'inverno, per non rischiare di rimanere bloccati dalla neve, dal ghiaccio e da quant'altro, si decide di andare nella costa ovest, e quindi ho avuto la fortuna di poter vedere i posti più importanti della costa ovest, da Houston, da San Antonio, da San Francisco, da Oakland, sì, dall'Oracle Arena. E sono stato anche dove Goran allenava e dove si allenavano, ed è una cosa particolare, appunto, è da spiegare, dove si trovano questi 3 campi uno a fianco all'altro. È come se venisse costruita una mega palestra sopra, possiamo fare pubblicità, parcheggio del Cittafiera, dai, ci sta. È uguale. Stessa cosa. Se si sta fiera Arrivi. possiamo dare uno spunto. Addirittura al centro degli allenamenti dei Brooklyn Nets, credo al 10° piano di un grattacielo di Brooklyn, e da lì infatti ogni tanto fanno qualche intervista a qualcuno dei Brooklyn Nets, si vede che si allenano e dietro ci sono i palazzi di New York, cioè Suggestivo. quella palestra lì. Ricordo al campo di Brooklyn, che è uno dei più belli, perché anche è nuovo, il Barclays Center, sì. C'è una palestra simile a quella di allenamento al campo di gioco appena entri, ma la cosa più UFO che abbia mai visto in un palasport NBA è sempre lì al Barclays Center il parcheggio dei bus. Cioè, il parcheggio dei bus, avete presente le stazioni dei treni, quando per indirizzare il treno da un binario all'altro c'è una specie di piattaforma rotante, Sì, e quindi sì. c'è una piattaforma rotante enorme dove il bus viene messo sopra, viene indirizzato per il parcheggio. E quando l'abbiamo vista non ci credevamo, funziona così. E adesso mi dicono che l'arena di Golden State nuova, pronta nel 2020, che sarà l'arena di San Francisco, perché spostano la squadra della città, da Oakland a San Francisco, sarà ancora avrà un tabellone luminoso grande come tutto il campo, cioè quindi sarà il più grande del mondo. Il campo è sopra un tabellone, immaginate un tabellone luminoso grande come tutto il campo. Ma sono robe Ma incredibili. lì girano mi pare che abbiano miliardi, non so, 40 miliardi di diritti TV, quindi insomma Sì, poi gira. Però la cosa che diceva Goran è molto bella, cioè lì l'idea è che c'è un gioco di squadra, ma che ognuno è responsabile di se stesso. L'altro giorno pre-partita ho visto il preparito dei Golden State, quindi 2 ore prima siamo andati a vedere sia a Washington C'era anche Tomosi, sia, no? sia a Ma Washington. dopo devi dirmi le sue impressioni, però lei non andava a aspettare. Adesso te lo dico. E noi siamo casati come bambini. La cosa più bella è questa, cioè, apro subito una parentesi, non voleva venire, io sono andato un anno da solo con questi miei 2 colleghi, magnificavo questa mia esperienza, e il secondo anno è venuta, non dico tirata per la Vabbè, dai, il giorno dopo il ritorno l'altro anno mi ha subito detto: ma quando è che si va il prossimo anno? Perché è come dicevate prima, è come e soprattutto l'altro giorno mi ha detto: ma che posto ho visto? Cioè al Boston, tu vai al TD Garden, ti rendi conto il basket cos'è? Perché i tifosi di Boston sono molto simili a quelli italiani, sempre con la diversità che insomma non ci sono cori contro, eccetera eccetera, però c'è un clima molto caldo. Non sono ultras per la Francia di Coro. No, però sono più caldi di altre città, perché Ok. sono abituati a vincere, eccetera. E l'idea di che, non so, un Stephen Curry va lì e 2 ore prima fa il riscaldamento, basta andare lì, vedere 2 ore prima Durant o Curry che fanno il riscaldamento per capire che quello è un altro mondo. Quindi quelli che dicono: ma sì, però l'NBA, però l'Eurolega è molto meglio, sì, vabbè, parliamone, andate a vedere il riscaldamento di Curry e Durant da soli, senza squadra. C'hanno un preparatore che gli passa la palla, simulano. Io ho visto Kevin Durant tirare 50 volte a canestro nella classica posizione, c'è un termine che non posso ripetere, quella a metà tra il tiro libero e il canestro, che tu da bambino ti insegnano a tirare da lì, senza mai toccare il tabellone. Lui ha fatto 50 tiri di fila da lì, appena arrivato in palestra. Dice: ma com'è? La tira da lì. Perché da lì inizia il suo riscaldamento. Esercizi di coordinazione, questo è alto 2,10 m e gioca come una guardia.
roba che va avanti per mezz'ora con 300 persone dietro con la macchina fotografica a fotografare. È strepitoso. Poi arrivano gli altri, non so, arriva Thompson, fa altri tiri, nessuno fa allenamento insieme. No, ma è... Tranne 10 minuti finali dove fanno un minimo. Non è caso, Esatto. è la regola. NBA, cioè come tutto buttato su individuo. Esatto. Tu hai 15 giocatori in squadra, 15 per 15, 225 minuti. Prima della partita, quindi 3 ore passa, parte il 15° giocatore. Ma dai. Sì, è a un Giuro quarto che d'ora non a lo sapevo campo. questo. No, è a un quarto d'ora di campo. E lui fai un quarto d'ora, hai 2 allenatori, hai il tuo canestro, 2 palloni, nessuno ti... E infatti disturba. stanno tu qui. sei lì, e però tu devi arrivare, perché si parla sempre di... Prima della partita loro partono con 3 pullman. Sì. Ma non perché non vogliono dire che hanno 3 pullman, ma perché c'è uno che deve arrivare 3 ore prima, 4, c'è uno che deve arrivare 1 ora e un quarto prima. Poi Quindi c'è il Poiretto. E possono scegliere. Sì, sì, no, poi lui finisce 3 ore vai prima della spogliatoio, partita, deve essere la pesi vicina, fa un po' di pesi e poi 2 ore e mezza. Aspetta. Io ho visto l'altro anno, 2 anni fa, i Lakers che giocavano a Boston, c'era quello che ha cambiato 80 nomi, che poi era anche Ron Artest, cioè che il nome che quello Che giocava in Italia. Ha giocato anche in Italia. Artest, che è venuto anche qua, era appunto reduce dall'Italia e io, diciamo, questo qua è uno noto, ma non giocava, era stato appena aggregato ai Lakers, ma io non lo sapevo, dicevo, ma quello 1 ora e mezza prima della partita, ma non è Ron Artest, no, non può essere. Era Ron Artest in maglia Lakers che 1 ora e mezza prima della partita ha fatto mezz'ora di allenamento tirando a canestro col preparatore e poi non si è visto in campo. Poi è sparito. Cioè si è vestito, stessa cosa, vabbè, poi ve lo racconto, la stessa cosa di Jerome Allen, ex giocatore di Udine, Geronimo, mitico. adesso fa il vice allenatore dei Boston Celtics, ma mentre l'altro anno era uno dello staff, quest'anno vedevo che è in panchina, in giacca e che parla continuamente. Bene, prima e seconda fila. No, in prima fila. Allora vuol dire E che che conta. parla continuamente con l'allenatore quindi è in rampa di lancio, perché si vede Speriamo, che lo auguriamo. e questo è stato lì in tuta che passava continuamente la palla a alcuni giocatori di grido che avevano loro e poi si è andato a cambiare e è andato a fare il vice allenatore. Cioè è un'impostazione totalmente diversa. La squadra entra in campo per fare il riscaldamento, la cosiddetta ruota, 10 minuti prima entrano, ecco, a Boston fischiavano la squadra ospite, ma alcuni giocatori, e poi inizia il riscaldamento e Durant, mi ricordo la prima volta, tira giù uno schiaccione che se tu vale solo il prezzo del biglietto, puoi andare a casa. senza neanche saltare. Allora dici che sei finito in un altro mondo. L'altro Poi mondo. quando vogliono giocare, come a me, io ho avuto la fortuna di vedere 3 partite, tutte punto a punto, perché si dice, no, per la stagione regolare. È cambiato un po' questo treno. Io sono andato a vedere l'ultima partita e l'hanno vista tutti, Boston Golden State è stata una partita di playoff perché era una specie di finale anticipata, Sì, quindi ci potrebbe tenevano essere. a vincere e c'era intensità, allora lì vedi che è un altro livello. Goran, visto dall'interno, no? Che cosa ti è rimasto di questo? Soprattutto, può essere il tuo punto d'arrivo, cioè un sogno arrivare lì un giorno? Ma sai, per tutti arrivare lì sono per i giocatori, per gli allenatori. Hai avuto più contatti dopo? Sì, ci siamo sentiti, ci siamo visti, poi anche una nazionale che giocava contro le varie squadre nazionali americane, Olimpiadi e Mondiali, quindi sai, lì l'impressione è che è tutto mega, no? È tutto, cioè tu arrivi, non so, la prima impressione, apri quella porta, entri, fai 10 canestri mi sembra. Sotto ogni canestro c'è frigorifero, no? Ma come dai? Ah, ogni canestro ok, vicino al frigorifero ci sono 3 tavoli così, no? Dove hai tutte le possibili chewing gum del mondo che si producono, sono là. Poi altre robe che magari utili, no? Io che, ma scusa, cioè perché uno gli piace quello, uno gli piace quell'altro, al terzo gli piace terza, e per non avere confusione noi mettiamo tutto. No? Ma con Steph Curry ci hai parlato? No. Ciao Mandy, sono Ciao, Goran ciao. Florentino. A proposito di questo, a proposito di lui, Aspetta, che perché mi chiede, dopo ti devo lì di servo, perché ho un piccolo time out, ahimè, della regia, perché io parlerei di questo argomento per 3 ore. Vai Checco. Adesso...
Eccoci di nuovo qua, ti ho stoppato Tony prima della pubblicità. Poi Max, preparati che devo... Goran, diamo un Per po' il di tuo luce, giocatore più grande che hai visto. diamo un po' di luce al basket europeo, tanto criticato, visto che siamo da 20 minuti che parliamo dell'NBA. Allora, i miei 2 figli piccoli stanno facendo l'album delle figurine Panini, che ci sono anche in NBA, quindi anche un pezzo d'Italia che ha sfondato in America. C'è la squadra dei Dallas Mavericks, allora, ragazzi, bambini, guardate qua, non ci sono tutti i 12 giocatori, ma gli 8 ci sono. Cerco, manca Luka Doncic, parlo di novembre. Ma come sta roba? Poi vado a novembre, questo già facevano, ma strano, c'è questo. Parlo, giro, vado nei rookie e tra i 6 rookie c'è anche Luka Doncic. Allora, hai già capito dove voglio arrivare. Ma com'è che questi qua non si sono accorti del fenomeno che era? Perché questo aveva vinto un europeo, aveva vinto l'Eurolega, eppure è stato completamente snobbato. Tanto che sottovalutato. Tanto che la squadra di Atlanta l'ha scambiato per quell'altro forte giocatore che però non è Luka Doncic, e si sono scambiati. Come può succedere una cosa del genere? Ma sai, quello è, diciamo che per loro è più facile rendersi conto quando è viceversa, no? Quando arriva un giocatore che fa NBA 15 punti, spara, prende 8 rimbalzi, arriva qui e non riesce a giocare, fa fatica, no? Allora si rendono conto che cosa è giocare qui e che cosa è giocare là. Poi arriva un rookie europeo, no? Chi è come è, sì, ma là è così, là è cos'ha. Un po' è anche vero, però tu hai un rookie che ha giocato 2 o 3 stagioni di Eurolega, quindi 70 partite di Eurolega, ogni partita valeva vita alla morte, più altre 100 partite credo meno nella Lega Spagnola. Sì. E poi giochi al Real Madrid, che loro non hanno idea cosa significa che tu vai in campo e devi vincere, no? D'altra parte c'è un rookie che gioca al college un anno, dove fa 20 partite se gli va bene, e hai 2 rookie, uno che ha esperienza di tot partite con tot pressioni, che ha già visto tutto, che ha giocato contro gente di NBA, che ha vinto europeo con la nazionale, quindi ha già battuto parecchi giocatori che hanno un ruolo importante nell'NBA, no? E hai un rookie che è arrivato da college e adesso vi faccio vedere io, no? Cioè Luka Doncic era rookie perché è arrivato primo anno, ma è veterano. Esatto. È come fosse già un veterano, dici tu. Cioè è già veterano, cioè poi Luka Doncic è uno che ha talento, che sa giocare, sa usare la Ma abbastanza, mi sembra. Sì, che là non Quindi è... tu non sei stupito? No, non so. Ma neanche io. Non Cioè, pensavo non- che fossi il miglior rookie, che probabilmente merita di arrivare. Ma quando 2 anni fa al Madison abbiamo fermato Sasha Vujacic e già Doncic era un... Si Lo diceva spero, che sì. Doncic e gli avevano detto fa 2 anni fa. Spero di esserci anch'io perché questo è veramente forte. Quindi lui sapeva chi è. Ovviamente connazionale. connazionale così. Però diciamo che questo ci fa enormemente piacere perché rende il basket europeo. Sì, lo vedi Cioè, anche- ce la possiamo fare anche noi. Sì, voglio vedi dire. anche l'altro caso di Jokic, che non è molto diverso, no? Ah, no, Che hai certo. un giocatore, noi lo chiamiamo nazionale ciccione, e qua, Ah, certo. che arriva lì e scherza. Insomma, Scherza, no? Però lui scherza con loro, cioè lui là come finte, con tiro, Fa quello che vuole. fa quello che vuole camminando. il primo è stato Vlade Divac, forse a scherzarli. Esatto, No. però così dominante. Sento che non schiacciava, non saltava, però aveva un l'importante... muscolo, Sì. se non aveva un muscolo, no? Non aveva un muscolo, ma l'importante è a scuola. Perché aveva i fondamentali. E quello è la più soprattutto grande l'intelligenza, differenza, anche perché adesso fa Sì, comanda fondamentale, Il vicepresidente credo dei Kings. Sì, è secondo quello me. che fa la squadra. GM dei Kings, Quindi non è, voglio dire, dove lui ha portato due giocatori europei, adesso sta cercando di portare un terzo. Ai bambini a casa, sottolineo, andate su YouTube, cercate il filmato in lingua originale, così imparate magari anche l'inglese, di Vlade Divac che va a trovare la mamma di Dražen Petrovic, uno dei più grandi documentari della storia dello sport. Sì. Max, tu mi hai portato a me di Gallinari, uno dei pochi, no? Che ce l'ha fatta in me Gallo e un po' di cristallo. No? Tu, quando l'hai incontrato dal vivo, la tua esperienza, poi insomma, qui i giocatori che vediamo noi su Sky da mezzo metro. Bisognava avere anche culo, Bip, Sì. perché purtroppo in questo periodo si fa male, no? Secondo me si ferma apposta perché Fa un pistone. disputare 82 partite è un po' troppo lungo. Schiera no? adesso. Quindi ogni qualvolta dicevo a Tony, anzi la prima volta nasce così, perché bisogna ringraziare anche Tony Simeoli che gli ho proposto l'idea e l'ha appoggiata, perché devi dimostrare all'NBA per farti accreditare che segui l'NBA. Poi vediamo anche Se questa no- cosa, che è una cosa molto complicata. ma è giusto che sia così. Poi c'è il rovescio della medaglia, chiudo parentesi subito, che quando ti spalanca le porte tu puoi fare quello che vuoi, no Tony? Se Arriveremo tu anche lo a sei questo. dentro, Fai quello che vuoi. sei nel parco giochi. È impressionante, è una cosa impressionante. Dopo ci arriveremo.
Tornando a Denver, quando ho detto a mia moglie la seconda volta andiamo, perché la prima volta a Chicago siamo andati da appassionati, la seconda volta a Denver ho detto proviamo a farci accreditare anche per cercare di ritagliare un'intervista al Gallo, grazie Tony. E anche risparmiare, perché i biglietti non è che costano un Non sono regalati. Però si fa, dai, si fa. Beh, certo. L'altro giorno, scusate, lo dico perché vale la pena, Cleveland, no Cleveland, Boston Warriors, biglietto in piccionaia, terza fila, $1.500, perché non ce n'erano più i biglietti. No, Li avevi presi prima. Li avevo presi prima. Sì, però è così. E quindi quando si capita a Denver con coincidenze aeree folli, perché per arrivare a Denver non è dietro l'angolo, è stato particolare. Perché arriva un pseudo giornalaio italiano all'estremo ovest quasi, poi ti trovi Gallo lì, è particolare, è molto particolare. Non è che abbia dato giustamente tanta confidenza, però ti ritrovi a vedere come si allenano, vedi il campo di allenamento, vedi la struttura, vedi anche Jokic all'epoca, si parla di 4 anni fa circa, che non era nessuno e faceva il 5 contro 5 tra riserve contro Nurkic, che poi è sbocciato quando è andato a Portland, cioè vuol dire che devi avere anche nella propria testa una attitudine a non mollare mai. Vuoi che magari sei aiutato da qualcuno? Quella è la cosa più importante, perché nel momento in cui tu non giochi, devi sapere crescere anche quando non di giochi. conseguenza non ti alleni neanche sotto il punto di vista Certo. tecnico qua, Certo. nessuno si preoccupa di te. Certo. Tu fai quello che vuoi, no? Chi riesce a capire che pomeriggio deve tornare in palestra e fare lavoro, lavorare, prendere 2 o 3 allenatori, chiederli di vai là, quello riesce a rimanere là. Chi no, un contratto è definito. Io Jokic l'ho visto 2 anni fa al Madison, quando ci fu una delle grandi delusioni di questa trasferta americana, la racconto perché fa ridere, e si parlava di Gallinari. Noi siamo andati 2 anni là, 3 anni per vedere Gallinari giocare, perché per noi ex giocatori di basket Di periferia. squadre di livello, avere già all'epoca, parlo di 20 anni fa, un giocatore italiano in NBA era, cioè io sono uno di quelli che la notte in cui Bargnani ha esordito in NBA sono stato sveglio per vedere i primi 2 punti di Bargnani, perché era il primo che poteva fare qualcosa. La prima Allora, scelta. andiamo lì, Peccato. ci troviamo in aeroporto e il mio collega Talandini mi mostra Gallinari infortunato fuori. No, sì, ma no, dai. Perché quando fai questi viaggi qua, che programmi da mesi, noi abbiamo visto Chris Paul, cioè 1-8 c'è sempre, lì devi stare attento poi a scegliere le partite giuste. Ma l'ultimo giorno, prima di tornare in Italia, c'era la partita, New York Knicks contro Denver Nuggets. Entriamo al Palasport 2 ore prima e vediamo in fondo Gallinari che si allena. Dici, beh, aspetta. Perché diciamo, dai, che forse gioca. È risuscitato. Fiondiamo giù. E lui parlava con Vujacic, che all'epoca giocava, e gli, Gallo, giochi? No. Entro fra 10 giorni. Ma come? Ma sei in pantalone? No. Quel giorno lì Jokic fece 35 punti al Madison. C'era ancora Carmelo Anthony che cercò lo recupero nel finale, ma questo 35 punti al Madison facendo quello che voleva. E lì si è capito che questo è un giocatore forte. Perché poi sa passare bene la palla. Ma sì, poi li aiuta il fatto che, come sa anche Goran, arrivi a Oakland, no? C'è una sbarra e comincia a fare la rampa del parcheggio, no? E non c'è nessuno, no? Perché non ci sono macchine, dici, ma sono nel posto giusto. Però a parte questo, ti trovi 3 campi a Oakland, a Denver, dentro il Pepsi Center, dove giocano, c'è un campo di allenamento, ma è la palestra vicino. Cioè è vero che hai 10 canestri, però è la palestra, la pesi attaccata. Fai tutto quello che vuoi. Tutto è di vetro, tu praticamente Aperto. una volta che sei dentro tu vedi la mini piscina, vedi jacuzzi, vedi sala pesi. Puoi andare a parlare con gli allenatori come giornalisti. Sì, e tutti gli allenatori hanno uffici che guardano su campi e quindi tu li vedi là che Sono guardano. investimenti Sì. che qui Ma non tu, possiamo. quando sei a parlare con Geronimo piuttosto che con Mike D'Antoni, ti sei accreditato da qua? Cioè, come Sì, ma qua noi ovviamente dimostriamo di seguire il basket NBA, abbiamo una rubrica settimanale, poi non so, finché non per so- quello la fa il tavolo. È tutto preparato, adesso ho capito. Finché qualsiasi cosa lui ha il compito di mandare via, perché devi, cioè, non so, la fotonotizia di Arden, però, cioè voi scherzate su, però questo è il
la Lega più diffusa al mondo. Ma no, ma Per parliamo cui io penso che la gente del top del si top. sta parlando del top del top, per cui l'altro giorno a noi venivano i brividi, perché noi abbiamo chiesto 3 accrediti e per tutte queste 3 partite, che non erano partite da poco, cioè noi abbiamo avuto 3 accrediti. Siamo andati il primo giorno al Madison Square Garden e abbiamo fatto la foto perché mettono il cartello dei giornalisti accreditati. C'erano 3 giornalisti di ESPN e poi c'erano 3 del Messaggero Veneto. Il che, speriamo che non se ne accorgono, perché se prima o poi se ne accorgono e magari ci vedono. Però il discorso è questo. Quest'anno l'altro anno se ne erano andati 2 su 3 perché dicevano che non c'erano disponibilità. Quest'anno hanno messo in mezzo l'agenzia italiana, allora ho detto è finita, perché se l'agenzia italiana figurarsi. Invece A posto. entri lì, non puoi far foto all'interno, nel senso se vedi uno che lì Se lo ti taglia le mani, non puoi, devi essere Ma non puoi far foto? non puoi far foto, puoi fare i selfie con questi squadra dentro. non puoi fare i selfie anche con questi giusto, qua. no. Entri nello spogliatoio, io ho le foto dello spogliatoio, tra virgolette rubate, ma perché parla uno, cioè quando uno nella conferenza stampa tu puoi fargli la foto. Tu arrivi 2 ore prima, mostri l'accredito e entri. Puoi andare a bordo campo a vedere il riscaldamento. Ripeto, anche per un tecnico come te, vedere il riscaldamento di Kevin Durant e vale la pena solo il prezzo del biglietto. Io quando mi sono girato verso il mio collega ho detto, andiamo a casa, abbiamo già fatto tutto, la partita è un orpello. Se ne frega. Poi ti mandano, dipende da dove, di solito ti mandano in piccionaia a vedere la partita. La piccionaia è quel posto al 9° piano del palazzo dove ci sono tutte le sedie dei giornalisti, diciamo i giornalisti più accreditati d'America li mettono vicino al campo, ma neanche tanto vicino. Ma tu da sotto vedi benissimo. Poi prendi l'ascensore e vai in sala stampa e lì comincia il bello. Perché a un certo punto tu sei lì e ti vedi passare. Sala stampa, spogliatoio, dillo dai. Sala stampa, spogliatoio, tu dopo 5 minuti che finisce la partita, probabilmente quando l'allenatore dice qualcosa, Se lo dice perché spesso non se lo dice, dice, sì. aprono la porta, aprono i giornalisti. E tu entri, io la prima volta non ci credevo. Come Marrosso. Stavo fuori, come per dire, no? Poi sono entrato e vedevo, non so, cambiarsi. L'altro giorno, 3 giorni fa, c'erano Kyrie Irving e Tatum che parlavano a 2 metri da me, io vedevo questo che si cambiava. In mutande si cambiava, e anche non in mutande, dipende. Cioè, Kawhi Leonard, l'altro anno... preso tua moglie, Kawhi Leonard, pensavo sul cazzo. l'altro anno siamo andati lì, abbiamo fatto amicizia a Filadelfia, l'altro anno abbiamo fatto amicizia con un giornalista considerato una sorta di leggenda del basket di Filadelfia, perché è il creatore della Lega, insomma è amico di Kobe Bryant, cioè un santone, il quale ci ha preso in simpatia e ha chiamato Joe Embiid, che lo vedeva come un... Gli ha detto, Joel, vieni, parla con questi 2 giornalisti italiani. E noi non sapevamo cosa chiedere, perché rimane così e lui ci ha dato la mano, per dire. Aspetta, ferma il time out, poi dopo proseguiamo questi aneddoti meravigliosi. Devi parlarmi del bar, però. E adesso il barba di D'Antonio ti racconto tutto. C'è ancora devi spiegarmi se questo modello è lontanamente applicabile in Italia, fra poco.
Quindi Goran, ci siamo lasciati, no, su questa possibilità di copiare qualcosa, perché dai più bravi si copia, come a scuola copiare dal più bravo, qui bisogna copiare da loro che sono dei maestri. Però al di là di quello, oggi Sacchetti, l'altro giorno, non mi ricordo quando leggevo, Sacchetti parlava di, facciamo un paragone, il nostro CT fra NBA e Eurolega, diceva anche delle cose intelligenti sul fatto che l'Eurolega è più formativa, l'NBA rimane lo sport massimo per i ragazzini delle televisioni. Ma io che la seguo un po' quest'anno mi sembra che comunque giochino a basket sul serio, cioè è cambiato anche un po' il modo di approcciare, meno showtime e d'altra parte arrivare ai playoff è fondamentale per tutti. Cioè, il Gallo credo che stia per fare i Gallinari, disperatamente cercando una franchigia con cui affrontare il post-season. Sì, perché cioè, sia qua che là tutti vogliono vincere. Vogliono vincere, poi non so, diceva Tony fuori onda, che è chiaro non sono le retrocessioni, questo cambia il mondo, però alla fine devi vincere le partite. O le vinci o le perdi le hai, perché se la perdi hai posti più, cioè hai più a lottery per il prossimo draft che ti conviene, quindi arrivare tra gli ultimi 5 posti. Ma per un discorso poi di scelte, esatto, sono cose delicate, però interessante che questo. Però non puoi retrocedere, quella è la cosa più importante, che qui puoi retrocedere, no? O non puoi essere salvo, quindi sai, noi siamo salvi, e ok, ci costi là, non sei salvo, cioè però guardate, nessun imprenditore là, e là i padroni delle squadre sono tra i 100 più grossi imprenditori del mondo. Quindi metà dei Brooklyn Nets è di Alibaba, per i cinesi, per dire. Ma lì, se tu fai schifo e giochi male, lo puoi fare un anno perché vuoi avere la conoscenza, ma comincia a farlo 2 o 3 anni, la gente non va al palasport e il business crolla. E se crolla il business, la squadra non la puoi più rivendere, perché lì la squadra, l'imprenditore ci vuole guadagnare col basket. Ma quella è forse prima differenza, che là tutti guadagnano, no? Dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo, e tu vedi qui Real Madrid che vince l'Eurolega a 20 passa milioni di euro di debito lo scorso anno, no? Che ha vinto l'Eurolega. Pensavo di più. Sì. Cioè, quella è la prima differenza. Certo, poi dopo, non lo so, l'organizzazione è impeccabile, tu non devi pensare a niente, parlavamo prima, al di là che tutti aiutano, borse qua, là, i giocatori vanno così. Cioè, non portano le scarpe, non portano... No, anzi, è uno show vedere arrivare... Ma non in maniera così sobria. No, è uno show arrivare a Arden e tutti vanno lì per vedere come è vestito. Guardate, io vi confesso una cosa, ho visto Arden in spogliatoio, ha le manigliette, è grasso. Guardate che non è un atleta perfetto, cioè qua ha la pancia. Quando tira però... Cioè è la roba più incredibile di questo qua, a parte che è un armadio dal punto di vista fisico, ma cioè è una cosa che Mike D'Antoni mi ha detto, io non ho mai visto un giocatore così, e non è che l'ha detto uno sconosciuto, Ma il giocatore era Steve Nash. Ma Mike cosa ha detto? Gli hai portato un video messaggio di saluto, no? Allora raccontiamo questa cosa che vale la pena, credo, ci siamo noi avevamo l'obiettivo di andare a vedere i Rockets perché c'era il Barba, e ovviamente noi l'obiettivo l'abbiamo concretizzato perché tutti questi viaggi nascono quando escono i calendari. Tu 2 giorni dopo che escono i calendari devi metterti a tavolino, non lo faccio io per fortuna. Però sai che quando definiscono la data giocano in quel giorno, esatto. Ed è fondamentale. Esatto. Cambierà l'orario, ma giocano in quel giorno lì. Non è come Ma non qua. sono modifiche. No. Non solo. Questo aiuta. No, ci ha fregato una cosa però, e ve lo dico, perché l'unica per dire, però è monata. noi dovevamo andare a vedere 4 partite. La prima partita era, che non era poi una partitina, Knicks contro OKC. Però dopo 2 mesi dal calendario hanno anticipato tutte le partite di 3 ore perché c'era il Martin Luther Day. Ah sì. E quindi noi siamo arrivati troppo tardi. E vedere Paul George e Westbrook non mi sarebbe dispiaciuto. Ma puntiamo Houston, il Barba, e naturalmente bisogna avere anche fortuna, fa la stagione della vita, ma non era difficile da capire. Purtroppo si fa male Paul, purtroppo si fa male Capella, immaginate le interminabili telefonate con i colleghi di Pordenone, no, si è rotto Capella della notte, perché guardavamo nella notte le partite, no? Però c'era sempre il Barba, allora io avevo il compito negli ultimi giorni di monitorare la situazione del Barba. Se non si fortunasse il Barba, esattamente, se no era quindi dramma. guardavo di notte il Barba a 45 punti, vabbè, vuol dire che sanno, eccetera. Quindi per quello andavi in bicicletta a Castelmondo. Siamo andati lì per vedere il Barba, però c'era Mike D'Antoni, pensiamo di fare così una sorpresa a questo Mike, no? Visto che lì se sei educato le cose, poi magari ti può andare a buca, però di solito loro parlano con te. Allora chiediamo a Roberto Premier, che tra l'altro era in Thailandia, a Pittis e a Marconato, di fare dei brevi video messaggi che poi avremo consegnato. Facciamo un video, li mettiamo insieme e andiamo alla partita. Naturalmente questi stavano per perdere, perché
hanno vinto allo scadere praticamente. Noi già dicevamo, La adesso partita vai, del- sarà la partita girato le dell'anno. scatole, ci manda Con quel record Yarden, no? Esatto, con il record di Allen che per un punto non ha fatto il record al Madison, perché anche il mio collega Talandini, che è uno che se ne intende dell'NBA, già da 2 mesi mi diceva stai attento che questo punta ai 62 punti di Bryant, perché a giocare al Madison Square Garden, un'altra cosa a proposito di business, parentesi, New York da anni è una squadra perdente, eppure è la Non squadra, è la squadra la che franchigia vale più più valore, soldi sì, in sì, NBA. franchigia. Se uno vuole comprare non può perché vale troppi soldi. Sì, sì. Quindi il Madison è una specie di tempio del basket. Quindi questo qua aveva puntato al record di. Come inizia la partita? Tu dici uno che punta al record, tu inizia la partita, e vi dico io la prima azione. Arriva il Barba, finta, canestro e tiro canestro e fallo da 3. 4 punti, prima azione 4-0. Boh, siamo nella serata giusta. Fa 61 punti, anche se sbaglia tantissimi tiri da 3 che di solito non sbaglia. No? 5 su 22 me lo Sì. È un ragazzo timido. No, vabbè. Non avevo altri. La partita gliel'ha vinta alla fine Eric Gordon, gran giocatore, che ha fatto 2 bombe da fuori. Alla fine della partita, sollevati, siamo andati lì, nugolo di intervistatori per Mike D'Antoni, che tra l'altro è un ex allenatore dei Knicks. Alla fine l'abbiamo avvicinato e il mio collega, per stemperare, gli fa una domanda sulla partita. In italiano o in inglese? In italiano, lui risponde in italiano. E poi, lo avete il video, poi il regista, il gran regista Tonizzo lo farà vedere, e io timidamente dico, coach, avremo una sorpresa dall'Italia. Lui prende il telefono, vede Roberto Premier e dice, Roberto, è la Madonna, dice, in perfetto finlandese. E poi non molla il telefonino perché io glielo prendevo per dire, boh, basta. Lui teneva, e se lo teneva all'orecchio perché io ho visto, gli è venuto da piangere. Era emozionato? Gli è venuto da piangere. Quando io gliel'ho chiesto, lui ha detto, sì, è il periodo più bello della mia vita. Cioè, uno che ha vinto 2 volte il titolo di allenatore dell'anno in NBA, che dice sono stati gli anni più belli della mia vita, a un certo punto sono stato autore del tagliafuori più famoso della storia del basket figurale, la butto sul ridere, ma sento una persona alta che si avvicina dietro, che cerca di parlare, e io ho cercato di tagliarlo fuori perché non mi ero messo in Perché non può essere fatto. era niente meno che l'allenatore dei New York Knicks, espulso alla fine della partita. Espulso alla fine della partita perché cercava di vincere la partita facendosi espellere, che voleva soltanto fargli i complimenti, e che io vabbè non so parlare. E poi questo ha ripreso il telefonino e ha raccontato queste cose di Beatles eccetera, ci ha dato una mano e è andato via. L'abbiamo ringraziato e lui ha ringraziato noi, e poi sono arrivati altri che l'hanno chiesto, che gli hanno chiesto, con i giornalisti, devo dire, americani infastiditi da questo siparietto, sì? che dicono questi chi sono? Gli invasori, rompono le palle. E lui ha detto che il Barba, e alla fine la domanda era inevitabile, è stato giocato. Peccato che Talandini, che aveva in mente l'ultima domanda, perché lì ci saremmo ancora di più divertiti, gli avrebbe voluto chiedere se era più vincente Premier o il Barba. E lui, io sono convinto, avrebbe risposto Premier. Tu dici? Sì, perché Giaccarino, per ridere, ma l'avrebbe detto, perché secondo Sì, me può essere. era sincero. Cioè, lì capisci che il basket, come si diceva, no? Diceva prima Gore, il basket vale a tutti. Cioè, un allenatore come D'Antoni ha detto, io senza la mia esperienza in Italia non sarei stato No, buono. ma quello è quello che diceva Davide prima di me, cioè veramente l'Eurolega è molto molto più formativa, soprattutto, cioè, possiamo mettere un po' a parte San Antonio, che per modo di giocare è una franchigia squadra che assomiglia molto Sì, esatto. all'Eurolega, no? Tutte le altre un po' così, ci sono squadre che giocano di più, di meno, però c'è anche da dire che non a caso si parla adesso metà dei allenatori, metà dei GM provengono da San Antonio, non è un caso. Non è un caso. Non è un caso. E vedo adesso che ho guardato un po', ho guardato anche io quella partita, ho guardato Dallas e un po' di NBA, ultimamente ho guardato un po' di più, e vedo che ci sono squadre che tentano di fare qualcosa di più. Non è solito, non so, ho visto Milwaukee, che forse sono primi all'est, dove quando prende palla, gioca pick and roll e parte. È uno che E parte. Hanno dischetto giocatore. È uno che allenava con Popovic, anche lui mi pare, no? sì. No, lui non credo. Però cioè, lui è uno che adesso sta arrivando qua là, però non c'è che vedi 2 blocchi con 3 passaggi. In America, fino a 2 giorni fa, c'è stato un siparietto che tutti ne parlavano. Popovic deve aver frantumato uno dei suoi record, e l'allenatore di Filadelfia, suo ex assistente, ha detto è il più forte allenatore della storia del basket.
Hanno chiesto, gli hanno detto Popovic, hai visto cosa ha detto il tuo collega? Sì, ma è per questo che non l'ho voluto più come la risposta di Popovic. Sì, È sì. per questo che non l'ho voluto più come mio assistente, perché è solo un leccaculo. Sì, distrutto l'allenatore di Philadelphia. Cioè, immaginate Ma scherzava, spero, dai. Non è detto, sai perché lui Sì, proprio- scherzava, però comunque si parlava tutti di questa cosa. Immaginate il clima che regna. Tornando al gioco di squadra e parlando di Barba, ho letto l'altro giorno, forse Gazzetta o non so, che ultimi 78 punti mi sembra che ha segnato Barba, tra quei 78 punti non c'era un assist per lui. Cioè, parlando di gioco di squadra. Gioca da solo. Probabilmente Ma forse è un caso unico, io non mi ricordo un giocatore Sì, è un caso unico, ma è attenzione, un caso unico. gioca senza Capella e senza Chris Paul, che comunque sì, è Chris Paul che dovrebbe lui dare gli Ma altri. possono vincere il titolo secondo voi quest'anno o no? Possono vincere? Ma l'anno buono era l'altro anno forse. L'altro anno era una buona L'altro perché anno comunque era se l'altro. Paul gioca la gara 6 o gara Ma 7 poi adesso è diventato così ai Warriors, dai. io ho visto, c'è questo coso, Dai. è una roba, sì, mentre uno così, anche l'altro giorno Boston è una grande squadra, ha un grande pubblico, se avesse anche un lungo sotto, cioè non so, adesso vorrebbero prendere Davis, ecco, con Davis se la giocherebbero. E se andasse Ma da questi qui sono Golden State, giocano 5 giocatori, Green è fondamentale negli schemi di questa squadra, però mettiamo che Green mettiamolo, e non è vero, a un livello inferiore, perché attenzione, l'unico titolo che ha vinto Cleveland nelle finali quest'anno, cioè il LeBron, lo ha vinto perché c'era Kyrie Irving dall'altra parte indemoniato e perché in una partita Green era stato espulso, perché è l'uomo che fa la squadra, a parte i Guadale eccetera. Ma adesso loro hanno anche la seconda dimensione, ma io ho visto Cousins condurre un contropiede l'altro giorno e passare la palla schiacciata a Durant che ha schiacciato, praticamente un esterno, sono state 2-13. e quindi è difficile, cioè, Forse il vero pivot da dentro l'area non esiste Il più. vero pivot per loro è Green. Ma cosa possiamo copiare dall'NBA, noi europei? un po' di gioco sì. Ma Un po' di gioco sono talmente no, ma più- non puoi, più secondo me veloci. non puoi Come tanto fai? non puoi copiare. non c'è confronto, è impossibile, è imparagonabile. Guarda, noi, cioè io partendo adesso dalla Serbia, no? Che sempre giocato 3 partite con le squadre nazionali americane, una mondiali e 2 olimpiadi. 3 abbiamo perso di 30 se non sbaglio più o meno, una abbiamo perso di 3 nel girone olimpiadi, sì. Adesso si faceva Sì, però tu hai, cioè quando si giocava al 2014 di Spagna mondiale, no? E non sono arrivati i migliori, c'è un Steph Curry, parliamo di, sì, proprio 5 anni fa, che era veramente un po' così, no? Era veramente un po' così. Sì. Steph Curry, Cousins, Davis, Thompson, c'era Carmelo, sì, mi pare. Carmelo Anthony, sì, però. c'era cosa come si chiama playmaker di Chicago, adesso è Minnesota, Rose, che era più conosciuto, però era già Vero. in declino, no? E tu sai, si diceva, ma sai, non so, Forse, sono ragazzini, forse. poi li vedi in campo e dici, Durant c'era, no? E dici, non puoi fare paragoni secondo me perché sono atleti incredibili. Sono troppo fuori Che luogo, tu- troppo cioè, fuori parliamo importanza. di 15-20 giocatori più forti là, non stiamo parlando No, adesso, però esatto. 15-20 giocatori. Time out, poi c'è la domanda di Tony per Goran. Io La domanda per allo tutti e stadio. tre, la Domanda domanda allo per stadio. tutti e tre, come si diventa Steph Curry? Perché questo è stato 1,90 m forse e tira 14 Guardate, metri. Magari l'allenamento serve che si può. Io lo Che ecco a te. No, io l'ho visto.
perle incredibili. Max, ma se ce l'hai fatta tu può farsela chiunque. Cioè, vuol dire, il giovanotto fa un po' di musica durante l'anno, dopo può buttarsi, altro che Disneyland, Disney World, no? Beh, si mette nel mezzo però, Si mette nel mezzo anche quello, perché bisogna abbinare basket e visita la città, no? Come... Se no le mogli non ti seguono. No, sì, infatti, No, giusto equilibrio, infatti. sì. Però come sì, però quello non era ancora il tempo NBA, ma durante il viaggio di nozze, ultima capatina a Los Angeles, no? L'Universal Studios prima, poi dopo si prende la macchina, si va davanti allo Staples Center come segno di devozione per entrarci, e non ci si entra perché c'è il circo, no? Quindi abbinano all'interno dello stesso palazzo di Certo, tutto di più, perché da così, basket, hockey. perché così li rendono redditizi. Esatto. E quello è il problema. L'altra cosa, quello si può poco Secondo me la cosa che si può copiare Non si deve copiare, non è si può l'impianto, copiare. cioè l'impianto di allenamento della partita. Cioè noi cominciamo a costruire degli impianti. Poi è vero che a poi Torino facciamo c'hanno gli modo impianti arena, no? e c'è un notaio pazzo che non sa gestire la squadra. A Torino hanno il più bello impianto d'Europa, uno dei sì, belli impianti d'Europa, Palavelle. ma non lo usano. Allora, cioè, bisogna cambiare la mentalità, cioè lo sport è business, è passione, ma è anche business. Certo, Uno nello sì. sport deve guadagnarsi, non perderci. L'altro giorno siamo andati a visitare il congresso degli Stati Uniti, siamo andati nell'ufficio del senatore che sarà il prossimo, dicono, vicepresidente nel caso i democratici vincessero, e aveva appeso, siccome è di Filadelfia, la maglia di Embiid nello studio, perché per loro l'NBA, lo sport è qualificante, cioè tu arrivi lì, è come se adesso tu vai a casa nell'ufficio di un ministro, c'è la maglia di Totti e non gli diciamo, C'è fatto. invece là, c'è la maglia di Embiid. Cioè lo sport viene visto come è una cosa formativa a livello scolastico, a livello scolastico è qualificante, ma io volevo chiedere Vai con la domanda, vai. siccome noi siamo europei, se quella nazionale jugoslava che vinse il campionato europeo di basket prima del E non crollo solo, della sì, Jugoslavia, sì, e non solo, sì. no, che è considerata la più forte di tutti i tempi, perché Lo è, ancora- forse lo era, e cosa avrebbe fatto contro una squadra NBA? Faccio una piccola parentesi per quanto riguarda Grindel. Non so se ti ricordi il quintetto base di quella squadra. C'era Dražen Petrovic, Certo. Kukoc, Divac, Raja e tutti parlavo ieri con qualcuno, Zdorz. E tutti Lo sloveno. Chi è Zdorz? Che cosa faceva Zdorz là? Faceva quello che fa Green là, faceva il lavoro sporco per tutti quanti. Era poi l'unico sloveno che avevano. Uno sloveno, cioè, uno che difendeva, non tirava mai perché tanto Non c'è bisogno. non c'era bisogno perché anzi, quindi quello era il lavoro di Damon Green. Se vinceva secondo me sì, perché tu avevi tutti i giocatori che giocavano là da protagonisti, da Kukoc, da Divac, da Raja che aveva 4-5 anni a Boston di doppia Certo. doppia, cioè non da poco Kukoc che ha vinto 3-4 anni, adesso non mi ricordo più Sì. quanti. Dražen Petrovic era il secondo marcatore, miglior tiratore da 3, secondo me quella squadra, parliamo. anche perché Fenomeni. dietro quella squadra c'erano giocatori che poi Stojakovic, tutti quelli che sono in NBA, cioè la differenza più grande è quando esce, non so dico io, Cousins entra Thompson, non è che sia o esce Durant, entra LeBron, invece qui quando esce uno entra alto si sente differenza, cioè se ha un Teodosic ne ha due, e lì è la differenza più grande. Però almeno ne ha uno. È Sì. un'altra cosa che non posso non chiederti a proposito di Teodosic, è il più forte giocatore europeo fino a 2 anni fa, non gioca un minuto nei Non gioca quest'anno, L'altro anno invece giocava. Sì, ma è anche, mi permetto, ma anche l'utilizzo un po' così a corrente alternata di Marjanovic. Anche quello è difficilmente spiegabile. Difficilmente spiegabile. Io conosco un po' di più storia di Teodosic, quindi non entro nel merito, però lui ha dimostrato l'anno scorso anno che può di poter giocare. Madonna. Poi Ce lo porti qua? limiti che ha lui. Per i conosciamo playoff, no? conosciamo tutti, ma però Che limiti ha caratteriali? limiti, cioè non so se avete visto l'intervista di Vatutin che è GM Alfa e Omega della CSKA, quando ha chiesto al giocatore che porterebbe sempre a CSKA, lui è Teodosic. Non è un esemplare da professionista, non è un esemplare di qua e di là, però è il giocatore più forte che abbiamo mai avuto. È tutto vero, no? Lui è uno talento Smisurato.
sa tutto, io scherzo sempre, adesso si parla, sai, di schemi, di qua, di là, di giovani quando devono iniziare, io dico sempre, cioè, Teodosio ce li garantisco io che più di 3 schemi nostri non li sa. Cioè proprio... ma non li servono. Non gli servono. Non li servono. Oh, quando, ok, dai, facciamo, no, passa per a me. Ci penso io. Ci penso io, no? Però ci penso io non come Barba, no? Anche perché non ha mezzi di Barba di fare, non so, stai bene 10 metri di tirare, ma lui ti trova il giocatore libero, crea vantaggio, punisce, cioè lui è... cioè, quindi lo scorso anno giocava, quest'anno non gioca per motivi. Poi ha già detto che lui vuole finire il contratto e tornare in Europa. No, quindi... ma lui, il suo contratto era, no? Lui, non so se vi ricordate, io poi eravamo in ritiro, non so cosa erano europei mi sembra. E lui ha detto io fino per la squadra, no che quello che mi dà più soldi, perché più soldi posso prendere da CSKA. Certo. No? Mi sembra che lo offrivano 4 milioni passa per stagione, vale prende 6-7 che alla fine sono meno che Sì. qua. No, lui ha detto io vado lì dove posso giocare. Non voglio il contratto biennale, non voglio il contratto biennale, voglio il contratto dove io posso uscire dopo il primo anno se non gioco. Che livelli che siamo, ragazzi. Ma te lo ricordi quando ha affrontato la Snedro al Carnera? No, Giocava nello Jelesnik, nell'FP, sì, e giocava con Zoran Herzeg, sì. che in coppia poi... Io sono alla palestra di e te lo sei fatto sfuggire così. E andarono per Olympiacos, no? Sì, Però sì. tra i due era Herzeg quello più futuribile, parlavano. Se tu vedevi a Gorizia erano Under 20. Anche lì, sì. no? Lui alla fine ha vinto, però tu vedevi uno Gobo, No? Come un altro serbo forte è quello che gioca a Sacramento. Quello è un altro giocatore dal passato dall'Eurolega. però lì siamo, cioè due Ma giocatori. chi dici Bogdanovic? Bogdanovic, sì, però è completamente opposto. No, Completamente opposto, però un altro quello farà la strada, e anche tanta secondo me. Ma è metallizzato, credo. Sì. Perché lui è così. Cioè, infatti lui sì. è... Ma infatti guarda, volevo parlare dell'allenamento, no? Perché Sì. magari anche un messaggio a casa, ragazzini, cioè, come diventi Steph Curry? Perché devi avere un talento smisurato. Il padre era un signor giocatore in NBA. Allora, non è Kevin Durant 2,10 m che porta la palla con un playmaker. no. Questo è un ragazzo che però... nasce. Kevin Curry ha talento clamoroso, ma però devi tirare 10 metri. Steve Curry che è un ragazzo normale, solo allenamento. Ma era arrivato tramite uno scambio, se non sbaglio. Arrivato, ma non, cioè quello sì, però Non è quello, puntato, non quello, è quello il perché, cioè lui, no, poi ci sono storie varie, lui si è costruito la palestra dentro la casa dove ci si allena, loro, sai, tu li vedi, non so, NBA inizia a novembre, finisce a giugno se ti va bene, e poi dicono, dopo loro hanno 4 mesi di riposo. Si allenano più di prima. Alcuni casi sì, però quelli sono quelli che finiscono con NBA molto presto, però loro si allenano sempre. Molto Loro tu hai detto una cosa importante molto presto, perché come sempre il successo non dico che sia Ma è giusto così, se hai talento, però poi devi mantenerlo. È giusto. LeBron James si allena più di prima adesso. Più di prima, cioè più che vai avanti con Facendo l'età ti alleni diversamente, però ti alleni di più. E poi c'è la famosa... Tutti con dei personal, immagino, no? Tutti due, tre persi. cioè, ho letto una volta LeBron James investe su se stesso, Migliori spettatore, sul Fisioterapista. nutrizionista, fisioterapista, su tutto quanto investe, mi sembra che lo costa 200 e passa mila euro al mese, dollari, scusa. Eppure, Cioè investe. Ma che è Ma giusto. lui potrebbe dire adesso non me frega niente, io Eppure- vado direi per ancora 2 o 3 anni, poi ho tanto... eppure 2 anni fa nel ventre del palasport di Washington io sono stato negli spogliatoi e c'era LeBron James che si cambiava, ricordo ancora il tatuaggio che ha qua dietro, il prescelto, si metteva la catenina con a fianco la guardia del corpo che lo guardava a vista, anche il Barba ha una guardia del corpo. E io ho visto in quella partita lì quel famoso canestro, era la partita con Washington finita a supplementare, sotto dei 3 punti Cleveland dopo una partita stellare, da una parte Wall e Bill e dall'altra Irving Kevin che tiravano a 3 eccetera, cioè una partita, cioè 10 minuti che tu dicevi ma uno tirava, l'altro e finita la partita mancava un secondo, meno di un secondo, era sotto dei 3 Cleveland, rimessa a fondo campo di Love che fa un lancio lungo, LeBron prende la palla sport ammutolito, si butta all'indietro e segna da 3. Vanno ai supplementari, finisce la prima azione dei supplementari, LeBron James esce per falli, dici finita la partita, no, perché Kyrie Irving finora in ombra
ha deciso di vincerla da solo, facendo 6 azioni di cui l'ultima bomba allo scadere e chiusa la partita. Io lì ho detto, uno come LeBron James non c'è, no? Così poi arriviamo al tema che possiamo chiedere anche agli uno come LeBron James non c'è, perché uno che gioca, io l'avevo visto giocare le prime 5 azioni della partita, una volta a play, una volta a guardia, dico non c'è. L'altro giorno io ho visto, e avevo questo sospetto vedendo in TV, ho visto dal vivo Kevin Durant e vi dico che secondo me il più forte è lui. E lui? Secondo voi ragazzi? Forse LeBron è più uomo squadra, cioè può giocare in più ruoli, Kevin Durant ha 2 o 3 ruoli, certamente sono giocatori diversi, no? Cioè Kevin Durant può fare canestro, mi ricordo Olimpiadi, Fa quello che 10 metri, boom, 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 c'è uno di 2-10 che tira. 2-10. L'altro giorno ha fatto un gancio cielo tipo Karim si porta avanti la palla da Solo solo. qui forse sai, Kevin Durant non c'hai garanzia che ti porta, non ti è mai portato neanche con Westbrook e Sì, la dici? barba ai finali. LeBron è questione di carisma, dici? e LeBron nei ultimi non so quanti Li ha finali portati, sempre là. Io parlando di Teodosic, uguale, tu firmi Teodosic, sai che c'è la prima che vincesse finalmente la Lega e lui non è uno che vince, non è uno che mai, non vincerà mai, non è un perdente. Ma, scusate un attimo, ultimi 10 Final Four c'era sempre Teodosic. Poi se la vinci non la vinci, poi sono dettagli. Anche col Pireo, uguale. Sì, quindi non sei, è difficile. Forse però insomma il più dominante in questo momento Kerry è il Barba per me, Max. Ma c'è un po' riappacificato. Il Barba per me è l'antibasket, a parte che devo chiedere, è l'antibasket, poi a me sembra faccia sempre passi. Devo fare lo step back. Anche me l'altro giorno No, l'amico però- Paolo Ribelli, però non glielo fece a colpe del basket, mi ha scritto su Facebook, no, fa sempre passi e non sa che Ti sei arrabbiato, No, mi sono arrabbiato, Ma non puoi mischiarli, ma nel dai. senso che ci sono 3 arbitri, non puoi. quelli collegati anche lì. Il VAR, adesso parliamo del VAR, parliamo nel momento. 2 anni fa sono andato al debutto del VAR a Udine alla prova generale, c'era l'arbitro Osetti, può essere? Sì, può essere. No? E allora io gli ho fatto la domanda, ma qui sono quasi tutti a bocca aperta, ma avete copiato il modello NBA? Perché a Secaucus nel New Jersey ci sono 20 televisori, 4 arbitri nelle notti NBA, sempre nelle notti nostre, sempre di turno, che se c'è una cosa che non va li chiamano gli arbitri e dicono guarda che quelli erano passi. Quindi che il VAR faccia passi. Sì, però Parliamo, però, ci sono tutti questi sì, quiz. ma non avevano chiamato quella palla fuori ai Warriors, ti ricordi? E poi succedono anche lì delle cose, dai. che era clamorosa. Clamorosa. Era clamorosa, Anche sì. quella è stata una partita incredibile. Meravigliosa. No? Quando il VAR E non si accorgono di sta cosa. Sì, non si accorgono di questa cosa. Dai. Però voglio dire, il VAR l'abbiamo copiato da loro. Non c'è la Juventus là per vivere. Però chi ha protestato? Guardate, no, ma guardate, quella partita lì. Boh. Ah, Ma vabbè, anche lì sono cose che puoi guardare e cose che non puoi guardare. ho capito. Però Cioè, alla poi, fine. però la differenza è che tu fallo o non fallo su Max, arbitro fischia fallo, tutto palazzo Guarda, vede sopra esatto, bravo. e tutti vedono "Ah". Ma perché non lo facciamo anche noi? Non si capisce. Ma perché non togliamo questo Ci ciao? manca la cultura. Ma perché? E ti dico anche questo, Perché? non ho notato o non ho sentito nei giorni successivi a quella sconfitta delle polemiche mostruose da parte delle. Perché ha vinto Houston, secondo me. Sì, però comunque easy di Poi dopo Barba. non ci sono mai, dicono ho sbagliato, NBA dice sì, arbitro ho sbagliato, però E che quando i giocatori iniziano a protestare troppo, come è successo all'inizio di questo campionato, indicano subito una riunione. Sì, calma tutti ragazzi. Calma, non si Però scherza. siamo stati Perché fa parte precoci. tutte le carrozzone. è sempre parte del business. E quindi Tutte le parte immagini- carrozzone. Ricordiamoci che Abbiamo segnali di andare in chiusura per come 8 ore di basket. Domanda flash a ognuno di voi per chiudere. Tony, ci torni quando? ho detto che prendevo un anno sabbatico, però mi sa che, che ne so, sono tornato ieri, ci parliamo. Tua moglie ti ha detto Abbiamo un nuovo. invito a Philadelphia per i playoff in aprile. Aia, No, non vale, non vale, non vale, anticipi i non vale, non vale. adesso no, credo che lo ripeterò. non vale. Goran, è giusto che un ragazzo italiano sogni l'NBA o è fuori portata? No, è giusto che sogni perché 2 anni fa mi sembra che c'erano 100 e passa giocatori non americani nell'NBA, quindi sono anche 2 italiani, quindi perché non sognare? L'importante è capire come ci si arriva, non si arriva con la schiacciata, con la loop, ma insistere soprattutto sui fondamentali di gioco. E cioè Doncic lo dimostra, Jokic lo dimostra, tutti quei fenomeni non fisici, cioè Bielica, che noi scherzando diciamo non possiamo chiamarlo atleta perché era un atleta, no, È grossino comunque, grossino, però sì, però è
cioè saper giocare fa la differenza. Fa la differenza. E comunque non so se tanti italiani, non credo che ci vadano, diciamo che è più probabile che ci vadano i serbi. Cioè, no? Sì, però più probabile che ci vadano i serbi. però avete fatto sì. la trasmissione l'ultima volta che credo qua nel Sì. discorso di Nuova Gorizia e Gorizia, cioè da una parte della strada però- non è che nascono due No, diversi. è clamoroso. Sono 10 Questa è la chilometri. cosa Ma clamorosa. poi cioè, ci sono 200 metri. 200 metri, Sì, non incredibile. è che... E quindi secondo me basta capire come si può arrivare. Max, chiusura, NBA o Eurolega? Eurolega, però ti stuzzico, torniamo oltreoceano, se Ai spedirai, playoff, ai playoff, sì ai magari, però sarà molto dura, se porti Harry in un high school. Gliel'ho promesso. Mi dipende. Io dico una cosa. Dipende da lui. Io dico una- Io dipende da lui, no? Ci sta, io dico una ci cosa, sta. io dico una cosa che è scandaloso che un ragazzino di talento come questo non abbia l'opportunità di sbocciare in America, a giocare in un high school. Cioè come si fa? Questi genitori devono rendersi conto che il bambino deve vivere la sua esistenza. Una bella chiusura. Basta gelosie, Basta! gelosie, perché questo qui è il mondo. C'è l'egoismo dei genitori di oggi. Esatto. Grazie Tony, grazie Goran, grazie Max di aver raccontato l'NBA dal vivo. Grazie, è stato bellissimo, alla prossima.